Buongiorno, buongiorno all'edizione mattutina dei nostri telegiornali con Focus TG. Un furioso incendio ha devastato un'azienda di materiali plastici ad Altavilla Vicentina. È la prima delle molte notizie di cronaca che vi diamo. Andiamo subito in diretta da Sharon Di Carlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Fiamme altissime, alte più di 10 metri, questa notte hanno avvolto un'azienda, la MG Detergenti, qui ad Altavilla Vicentina, ma noi vi raccontiamo tutto con un testimone oculare. Sono con Enrico Trentin, il residente, abita proprio qui accanto in questo palazzo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci racconti che cosa è successo? Che ora era quando ha visto l'incendio? Io me ne sono accorto, diciamo, verso le 10, 10 e mezza, perché ho sentito passare i vigili del fuoco. Sono uscito, non vedevo nulla da una parte, allora sono rientrato, ho detto magari è un incendio, abbiamo altre fabbriche in zona, di conseguenza non pensavo. Dopo un po' però ho cominciato a sentire odore, un odore di bruciato. Un odore acre, dicevo. Abbastanza, però prima come di legno e poi ho sentito odore di plastica. Sono uscito in terrazzo e ho visto appunto questo incendio altissimo. Fiamme altissime, mi raccontava. Molto alte, diciamo, ma anche 20-30 metri e fumo. All'inizio usciva un fumo bianco, poi è cominciato a uscire un fumo nero e l'odore ha cominciato a cambiare proprio sull'odore di plastica bruciata. Anche perché questa azienda imbottiglia detersivi? Sì, imbottiglia detersivi e non solo, penso, perché a questo punto hanno 4 o 5 silos in fondo dove ci sono contenitori con acidi. Anche perché, direttore, sono stati completamente distrutti dalle fiamme più di 4.000 metri di magazzino, quindi veramente un incendio vastissimo. Torno da lei, ma ha sentito anche delle esplosioni molto forti, mi diceva, sembravano delle bombe. Io ho sentito un paio di esplosioni, calcoliamo la lontananza, sì, sembravano appunto come delle gomme che scoppiassero di camion, delle bombe, però non una cosa esagerata, diciamo. Chiaramente a un certo punto io ho chiuso, dopo sono riuscito fuori verso l'1:30. All'1:30 l'incendio stava ancora andando forte, non è che sia venuto meno. Nel frattempo i vigili del fuoco continuavano avanti e indietro, ho contato 6 o 7 camion che facevano la spola. Sì, sono stati sono state tantissime le persone che sono intervenute questa notte, vigili del fuoco da tutta la provincia, da tutto il Vicentino, e hanno lavorato fino adesso. Infatti abbiamo appena visto i vigili del fuoco arrivare ancora in questo momento, sono 00:02, quindi veramente. Si è interrotto il collegamento con Sharon Di Carlo ad Altavilla Vicentina. Vediamo altre immagini prima di andare avanti con la cronaca, con altri fatti di cronaca. Queste sono le immagini che arrivano da Sappada. Vediamo, sono immagini abbastanza impressionanti. Una casa vacanze è andata a fuoco nella notte, un rogo di vaste dimensioni. Fortunatamente le fiamme non si sono estese a quanto sembra, hanno interessato soltanto una abitazione che però è andata completamente distrutta. Sono appartamenti, seconde case di residenti altrove. Ovviamente si sta indagando sulle cause di questo incendio. Forse avremo più tardi anche un servizio del nostro inviato. Vedo Sharon Di Carlo, si era interrotto il collegamento. A te di nuovo, Sharon. Sì, eccoci direttore, stavamo dicendo che sono stati 37 gli operatori che questa notte sono intervenuti e appunto chiedevo se ci fosse stata paura. Avete chiuso le finestre per paura degli acidi nell'aria? Sì, appunto, la prima cosa che ho fatto, ho chiuso finestre, basculante, ho chiuso tutto, mi sono sigillato in casa praticamente. Non siamo stati avvertiti da nulla, da nessuno. Comunque, in base all'esperienza precedente di 5 anni fa di Brendola, come dicevo prima, c'era stato un grande incendio. C'era stato un grande incendio, ho fatto quello che mi sembrava logico, tutto lì. Grazie ad Enrico Trentin. Buona giornata. Grazie, direttore d'Altavilla, per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie molte a Sharon Di Carlo, inviata ad Altavilla Vicentina. Adesso ci spostiamo a Vigonza, dove sono state date alle fiamme le auto del capo dell'ufficio tecnico del comune di Vigonza. Un attentato di stampo mafioso, poteva avere anche conseguenze più gravi. Ovviamente è stata subito aperta un'inchiesta. Sentiamo le ultime novità. La procura di Padova
Padova i carabinieri di Pionca di Vigonza indagano per incendio doloso dopo il rogo che ha distrutto le auto del capo ufficio tecnico del comune Enzo Ferrara. Non è la prima volta che il dirigente viene preso di mira da atti intimidatori. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ieri mattina uscendo dalla procura dove ha presentato un esposto, ha confermato che nei mesi scorsi Ferrara era già stato minacciato e aggredito verbalmente per una pratica che aveva seguito nell'ambito del suo lavoro come capo del settore urbanistica del comune di Vigonza, ovvero l'esecuzione di una sentenza in merito ad un abuso edilizio. Dunque c'è già una pista e i carabinieri stanno cercando di capire se ci siano collegamenti. Purtroppo in via Rigato, dove abita il geometra e dove sono state date alle fiamme le auto, non ci sono telecamere di sorveglianza. L'incendio è divampato intorno alle 3 di notte del 1° maggio. Prima un forte rumore udito anche dal suocero di Ferrara, poi l'odore acre del fumo. L'area del giardino dell'abitazione e le carcasse delle auto sono state poste sotto sequestro. A Vigonza un mese fa, nella notte tra il 22 e il 23 marzo, c'era stato un altro rogo molto sospetto nel parcheggio della zona industriale dove erano bruciati alcuni furgoni di una ditta. 2 vicende non collegate, ma di sicuro non è un bel segnale per il comune della cintura urbana. Ancora cronaca nera, Michael Boschetto dovrebbe essere deceduto per dissanguamento provocato da un fendente al torace. Sono i primi elementi che emergono dall'autopsia sul corpo del 31enne di Villafranca Padovana, ucciso sabato 27 aprile da Giacomo Friso, il suo vicino di casa, che è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario. La famiglia di Boschetto ha nominato un perito di parte. L'autopsia iniziata ieri pomeriggio dovrà chiarire molti aspetti dell'omicidio che ha scosso la comunità di Villafranca. Intanto, se Boschetto è stato trascinato per una ventina di metri dal suo assassino o se si è trascinato lui nel disperato tentativo di allertare i soccorsi. Friso, nell'interrogatorio di garanzia, ha detto che prima del delitto c'era stata una colluttazione dove lui stesso era rimasto ferito rimediando una frattura della mandibola. Litiga con la compagna e la ferisce con un coltello. La donna è riuscita a salvarsi fuggendo in strada e chiedendo aiuto ai passanti. Ancora un caso di violenza contro una donna. Ha chiesto aiuto ai passanti una 46enne che era stata vittima della violenza del marito, un cittadino cubano di 40 anni. È successo martedì sera ad Abano Terme, nel Padovano, dove sono intervenuti i carabinieri per soccorrere una donna che era stata colpita in testa e alle braccia con un coltello da cucina con una lama di 25 centimetri. La lite tra la coppia era scoppiata in casa per futili motivi. La vittima è riuscita a scappare in strada, dove è stata soccorsa dal personale del 118 e portata poi in pronto soccorso, dove è stata giudicata guaribile in 20 giorni, mentre gli uomini dell'arma entravano nell'appartamento e riuscivano a fermare l'aggressore. L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza al comando compagnia carabinieri di Abano Terme in attesa del processo per direttissima, mentre il coltello usato per commettere il reato è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Servizio di Francesco Rattai. Andiamo a Treviso, dove sono stati denunciati 2 ventenni responsabili di avere organizzato folli corse nella notte al volante di alcuni bolidi. Sentiamo le ultime notizie da Daniela Sizia, che è con i carabinieri di Treviso. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche telespettatori. Sì, una vera e propria gara automobilistica ad Altivole, in una via centrale del paese, tra 2 ventenni, un ventenne e un 23enne, fra l'altro uno di loro, il ventenne, è neopatentato, e in una provincia, direttore, lo sappiamo, che è una maglia nera per incidenti stradali. Più volte abbiamo cercato di sensibilizzare proprio questi giovani al rispetto del codice della strada. Ricordiamo che domenica scorsa c'è stato un altro incidente gravissimo che ha coinvolto un ventenne, una fuoriuscita autonoma di strada. Il ventenne si trova ricoverato tuttora in ospedale a Treviso in gravi condizioni, ed ora siamo a raccontarvi di questa gara automobilistica in compagnia del comandante dei carabinieri di Castelfranco. Il fatto è avvenuto, lo ricordiamo, ad Altivole, il capitano Maglio Malaspina. Una gara che poteva avere conseguenze davvero gravi.
Sì, assolutamente, perché come si vede dai video che noi abbiamo reperito sui social, la gara ha interessato una sede stradale interessando le 2 carreggiate, per cui una delle 2 macchine ha corso in contromano, oltretutto in un tratto in curva, per cui è evidente come abbiano messo in concreto pericolo la propria incolumità e l'incolumità di eventuali altri utenti della strada che per una pura coincidenza non si sono materializzati nel momento della gara. Perché fra l'altro questa è una strada comunque trafficata tutte le ore. Sì, assolutamente, è una strada che porta ad alcuni esercizi pubblici aperti anche a quell'ora della notte in cui è stata effettuata questa gara, che peraltro è proprio nata ai tavolini di un bar da una comitiva di giovani, per cui assolutamente, lo ribadiamo, poteva passare qualcuno durante la gara. Ecco, addirittura c'era, direttore, uno starter che ha dato il via a questa gara, starter che adesso deve essere ancora identificato, stanno indagando i carabinieri, e che rischia la stessa cosa, la stessa pena amministrativa, anche lo stesso condanna penale rischia dei 2 automobilisti. Sì, esatto, ricordiamo infatti che chiunque concorra all'organizzazione delle gare soggiace alle stesse pene a cui soggiace chi effettivamente guida le macchine, per cui anche lo starter verrà identificato e a breve deferito e pagherà le stesse conseguenze dei 2 giovani automobilisti. A folle velocità dunque per una strada centrale di Altivole, ricordiamo un neopatentato, tanti anche gli spettatori a questa gara, si vede poi, si sente anche nei video proprio le risate e tanti che hanno postato sui social, che ovviamente i carabinieri monitorano tutti i giorni proprio per verificare se ci sono delle violazioni, e questo insomma, e in questo caso è successo così. L'appello, comandante, proprio ad evitare non solo queste gare ma proprio a rispettare il codice della strada, perché abbiamo visto insomma troppi gli incidenti stradali, troppe le vittime. Esatto, con questa occasione ricordiamo che il forte disvalore di queste condotte risiede appunto nel rischio che chi le pone in essere fa correre agli altri utenti della strada, per cui l'invito è quello di essere prudenti, rispettare gli altri e rispettare le norme del codice della strada per il bene di tutti. Grazie davvero, comandante. È tutto qui da Treviso, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Daniele Sizzia e agli uomini dell'Arma. Dobbiamo adesso andare, credo, da Daniele Garbini, ma stavo pensando che il bello è che poi questi ragazzi si filmano, postano i video sui social e poi vengono anche subito identificati, quindi veramente è una follia, Andiamo da Daniele Garbini in diretta da Brendola, perché è stato inaugurato oggi l'innesto della Pedemontana con la 4, quindi questa superstrada è finalmente completata. Si potrà però entrare in A4 credo non da subito ma da sabato 8 maggio. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, confermo tutto. Qualche minuto fa il presidente Luca Zaia ha dato il taglio del nastro proprio dell'ultimo tratto di questa opera che ha interessato veramente la parte del Veneto per tanti anni, e con questo ha assicurato che è l'ultimo taglio del nastro dei vari tratti che si sono via via successivamente inaugurati, e con questo proprio è l'ultimo step. Con me appunto il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, proprio ecco. Sì, per noi questa è una giornata storica, visto che qua l'innesto della Pedemontana sulla 4 avviene proprio in territorio del comune di Brendola, e penso che sia un qualcosa che darà sicuramente impulso all'economia, impulso a questa importante viabilità che ha permesso di ridurre a metà i tempi di percorrenza che c'era tra il Vicentino e la zona del Bassanese e la zona del Trevigiano. Quindi noi come Brendola, grazie a questa infrastruttura, sicuramente avremo uno sgravio del traffico locale, perché facevamo chilometri di code fino a qualche giorno fa, e la vera svolta si avrà fra un mese e mezzo, 2, quando sposteranno il casello, quindi lì veramente per Brendola sarà un tirare il fiato anche per le famiglie e per i lavoratori, che per fare 3 chilometri in passato ci impiegavano anche mezz'ora. Le ore di punta erano veramente tragiche per noi. Ecco, ricordiamo appunto che tecnicamente resta proprio il casello, l'ultima parte che
alle mie spalle sarà operativo, è stato assicurato entro giugno, anche le opere accessorie intorno, come i parcheggi, come la viabilità, insomma sono tutte opere così accessorie. La cosa più importante è comunque che finalmente si potrà transitare e dirigersi verso Milano e verso Venezia senza uscire soprattutto al casello. Questo è il punto, la notizia importante che si attendeva da tempo proprio per snellire questa zona congestionata da troppo tempo. Ecco, si sono ricordati anche le spese, oltre 2 miliardi e 200 milioni di investimenti, 140 ditte che sono state coinvolte. Ecco, un'opera importante che prevede il pareggio entro 9 anni. Ecco, sulla questione delle tariffe resta un attimo in discussione, perché comunque è un'opera che deve ripagarsi. Ecco, su questo deve servire anche le popolazioni locali. Sì, sicuramente adesso, essendo un'opera nuova, molto probabilmente le tariffe sono alte appunto per cercare di ammortizzare quanto prima l'investimento. Sono convinto che nel corso dei prossimi anni sicuramente ci cercherà di andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, che facendo appunto questa viabilità, magari avere prezzi leggermente più bassi favorirà sicuramente l'utilizzo. Però il fatto che questa sia interconnessa alla A4 secondo me dà la svolta effettiva per la funzionalità della Pedemontana, perché queste sono due viabilità importanti che interconnesse veramente per le nostre aree, per il Veneto, e penso tutto sia proprio una svolta di infrastrutture, che finalmente il Veneto ha un'infrastruttura degna del nome infrastruttura. Ecco, allora direttore, con questa data storica insomma di apertura si parla anche del proseguimento della Valdastico Nord, ma sono altri episodi. Ecco, la Pedemontana è conclusa ufficialmente oggi. Se non hai altre domande ti restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Daniele Garbini e al sindaco, e ricordiamo che non si può ancora imboccare questa connessione, e dovrà essere ancora completato il casello, quello principale a Montecchio, che immette poi sulla stessa A4. Torniamo alla cronaca, prima di andare in diretta a Padova da Valentina Visentin. La polizia, a casa di 5 attivisti padovani di ultima generazione, ha sequestrato telefoni e PC con un presidio poi davanti alla questura di questi ragazzi. Vediamo. Sequestrati cellulari e PC di 5 attivisti padovani di ultima generazione. Questa mattina la polizia a casa di 5 ragazzi che lo scorso 12 aprile erano stati fermati prima che entrassero con dei gessetti e degli striscioni a Palazzo Zabarella, dove è in corso la mostra da Monet a Matisse, come racconta Silvia, attivista che insieme ad altri giovani questa mattina ha preso parte a un presidio davanti alla questura. Questa mattina siamo qua davanti alla questura perché in maniera totalmente inaspettata e inattesa 5 persone di ultima generazione si sono svegliate alle 7 con la polizia che bussava alla porta chiedendo di entrare, facendo perquisizioni, e hanno requisito telefoni, cellulari e dei gessetti, i gessetti che erano stati usati per tentare l'azione del 12. E nulla, le stiamo aspettando qua fuori dalle 8:30 di questa mattina, e non sappiamo ancora assolutamente nulla di come mai le stiano tenendo dentro, e rimaniamo qua in attesa. Nel frattempo rilanciamo l'occasione di vederci di questa sera alle 18 davanti al Bo per fare un'assemblea popolare. I 5 attivisti a cui sono stati sequestrati telefoni e PC su richiesta della procura, secondo quanto riferito dal gruppo ambientalista, sono una 17enne che già aveva preso parte alle azioni durante le messe di Natale e Pasqua, 2 dottorandi, una psicologa e una neolaureata. Per questa sera è stata indetta un'assemblea pubblica alle 18 davanti a Palazzo Bo, sede centrale dell'università. Restiamo a Padova, perché anche Padova è in ostaggio delle baby gang che imperversano in tutto il Veneto. Andiamo subito da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, io mi trovo in questo cortile all'interno di un complesso di condomini. Siamo in via Maroncelli, una via che collega la zona Stanga con il quartiere Mortise, e da tempo i residenti di questi condomini, in particolare del condominio che vedete alle mie spalle, stanno vivendo una situazione di forte stress causata dalla presenza di una baby gang, molti ragazzi che si danno appuntamento qui, rendendo la vita di queste persone che vedete qui con me in questo momento
momento e che hanno deciso anche di parlare, perché tanti hanno anche paura di mostrarsi per delle ritorsioni e insomma chiediamo alla signora qui che cosa combinano, com'è la vostra vita qui. La nostra vita giornaliera è complicata perché intanto cosa fosse trascurabile, ma quando si fumano dobbiamo tenere le finestre chiuse. Poi giocano a pallone, bim bum bam, e vanno avanti ore, vengono qua a una certa ora, se ne vanno anche 10, 11, mezzanotte senza ritegno. L'estate scorsa, mattina presto, mi sono aperta la finestra e mi sono trovato un bel lancio di uova sul terrazzo, quindi pulisci, fai briga. Ecco. Perché vi minacciano anche, se voi li rimproverate. Ci minacciano, non possiamo parlare di lì niente, né con le buone, ho tentato io personalmente con le buone, e né con le cattive. Ci rispondono: qua facciamo quello che vogliamo, anzi sono invogliati a fare di più perché sperano che noi lasciamo gli appartamenti a loro, ecco, quindi arriviamo anche all'assurdo. E per voi questa è una fonte di grande stress? Assolutamente sì, una fonte di stress pesante, perché oltre ai nostri problemi giornalieri, siamo persone di una certa età, quindi si capisce che abbiamo dei problemi personali, e si aggiungono anche questi che non vogliono sentire ragioni, nessun tipo di invito, per cortesia fate piano, non giocate, non sbattete, fanno quello che vogliono. Quando piove, come ieri, che è l'altro giorno che ha piovuto forte, dove vanno? Tutti sotto da noi, perché dalle altre parti li hanno cacciati, non li vogliono. Hanno anche provocato dei danni, mi raccontava, le cassette delle lettere. Sì, assolutamente. Mesi fa è successo, come abbiamo scritto anche nelle lettere che abbiamo inviato a forze dell'ordine, insomma ai dovuti personaggi. C'hanno un pomeriggio alle 5, boom 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 boom, non si capiva cosa stava succedendo, e poi ci siamo resi conto il giorno dopo che avevamo le cassette tutte scassate, al che io personalmente mi prendo responsabilità di dirlo: se dovessi perdere, andasse persa della posta personale, parte una denuncia, perché al momento, voglio dire, ci sentiamo veramente abbandonati. Quella sensazione proprio che nessuno ti dà retta, capito come? Ecco. A proposito di questo, poi diamo la parola anche ad Alain Luciani, ex consigliere comunale, ma prima sentiamo i residenti. A proposito di questo, voi avete fatto anche parecchi esposti. A chi avete scritto? A tutti, non mancava nessuno, dal presidente della regione a tutti. Quello che ci ha dato più risposta in quel momento è stato il prefetto, va bene? Perché ha mandato immediatamente 2 pattuglie della polizia a giorni alterni, va bene, per vedere cosa era successo. Sono venuti in casa, hanno voluto vedere com'era la situazione, all'altezza che eravamo noi, quindi automaticamente dopo 5 minuti sono andati via perché sono intervenuti da altre parti. Da quanto dura questa situazione? Da anni, io quando sono qua. Da tanti anni. E mi abito là da sola. Quindi anche lei non ce la fa più. Alain Luciani. Tutto gli schiamasso e tocca stare con le finestre chiuse. Non posso prendere aria. Se intervengo, mi minaccia, in magazzino minaccia, mi sono caduto addosso. Ecco, Alain Luciani, ex consigliere comunale, lei si è spesso interessato di questa situazione. Cosa si può fare per gli abitanti di questa zona? Sì, cosa si può fare? In realtà è un po' peggio di come l'hanno descritta i residenti, io che li capisco anche, nel senso che qui c'è un problema di spaccio, c'è un problema di microfurti, microcriminalità, la droga che gira ad ogni angolo di questa zona, quindi bisognerebbe come prima cosa che l'Ater e il Comune di Padova, che sono gli enti preposti e proprietari di questi alloggi, facessero un incontro come io ero riuscito ad ottenere per chiudere quest'area deve essere interdetta all'utilizzo pubblico. Ho capito che nel 1970-80, quando li hanno edificati questi, c'era un accordo di uso pubblico, però si può anche tornare indietro, cioè si può anche dire bene, visto che ci sono dei problemi di ordine pubblico, ci sono dei problemi di spaccio e di droga, troviamo una soluzione che è quella di interdire l'utilizzo pubblico, quindi se poi ci sono dei conflitti condominiali, insomma, rimangono nell'ambito esclusivamente
ovviamente della contesa condominiale, ma tutto ciò che viene da fuori si deve impedire nella maniera più assoluta che venga all'interno di quest'area. Ecco, noi torneremo comunque a far sentire la voce di questi residenti, finché questa situazione non venga risolta, anche perché è giusto vivere serenamente all'interno delle proprie abitazioni. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e ai residenti di via Monticelli. Adesso torniamo a Sappada, vi abbiamo fatto vedere le immagini in apertura di una casa vacanze in fiamme. Andiamo subito in diretta da Omar Costantini, a te. Sì, grazie direttore per la linea. Come ha già annunciato lei, c'è stato questo violento incendio che è scattato intorno alla 00:30, che ha distrutto quasi completamente questa casa vacanze. Per fortuna all'interno non vi erano persone, perché chiaramente è una casa utilizzata, come detto, per uso vacanziero estivo e invernale. Tantissime le persone che sono accorse sul posto, c'è stata subito la massima solidarietà da parte degli abitanti di questo borgo che si trova proprio sopra Sappada, ma dell'intera comunità sappadina che sta vicino, insomma, non solo a livello morale ma anche a livello operativo con le persone coinvolte. Sono 4 i proprietari di questa villetta, aiutandole insomma in questo momento di solidarietà, come abbiamo detto, anche lo spirito, no, della montagna, del popolo della montagna che non abbandona nessuno. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate da 00:30, giunte dai distaccamenti vicini ma anche da Udine con l'ausilio dell'autoscala, e alla fine insomma l'incendio è stato domato. Ora sono in corso le operazioni di bonifica, come si dice, messa in sicurezza, per permettere poi ai proprietari di recuperare quanto è rimasto, diciamo così, quanto il fuoco non ha attecchito, e potranno insomma recuperare qualche cosa che è rimasta ancora integra. Cosa dobbiamo aggiungere ancora? Che per fortuna le fiamme non hanno interessato le altre case vicine, e il tempestivo intervento da parte delle prime persone che hanno soccorso hanno evitato che le stesse insomma diciamo così, alimentassero ulteriori focolai nelle abitazioni vicine. Grande, come detto, l'operazione da parte dei vigili del fuoco, ma di tutto il territorio che in questo momento sta vicino non solo moralmente alle persone colpite. Per fortuna non ci sono feriti. Da Sappada è tutto, se non ci sono domande a lei direttore alla linea. Grazie. Omar, sulle cause dell'incendio sono state fatte delle ipotesi. Può essere stato un cortocircuito, una di quelle ciabatte che magari... Si propensa per un cortocircuito che chiaramente poi ha innescato tutta la dinamica. Questa è l'ipotesi più probabile. Ok, grazie molte a Omar Costantini da Sappada. Adesso andiamo a Fossò, là proprio dove venne accoltellata a morte da Filippo Turetta Giulia Cecchettin. È polemica perché proprio lì, in quella via della zona industriale, è stata organizzata una manifestazione di donne motori, Miss Moto, un concorso di bellezza. Insomma, sentiamo cosa ci dice Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio come hai anticipato tu, domenica 28 aprile è stato organizzato questo evento, questa doppia manifestazione Miss e motori qui partendo da questo piazzale a Fossò, per poi diffondersi nelle varie vie. Questo piazzale, molti lo ricorderanno perché fu proprio uno dei luoghi dove si concentrarono qualche giorno dopo la scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta le ricerche. Qui c'erano moltissimi vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza, insomma molti lo ricorderanno, e siamo proprio a pochi metri dalla quinta strada, lì dove fu accoltellata Giulia Cecchettin. Ebbene, qui insieme a noi ci sono il sindaco e il vice sindaco di Fossò. Allora, il sindaco Alberto Baratto, che vuole replicare perché il gruppo di minoranza in consiglio comunale Generazione Attiva Baldan Sindaco ha immediatamente scatenato una bufera dicendo che non si sarebbe mai dovuta svolgere una manifestazione come quella proprio qui a Fossò, in particolare in questa zona. Lei come replica?
Ma purtroppo non ho avuto l'opportunità di essere presente alla manifestazione perché ero alla messa del Papa domenica a Venezia. Lo ritengo uno stucchevole tentativo di strumentalizzare un dramma che ha particolarmente scosso la nostra comunità per questioni politiche. Non è che abolendo le manifestazioni, specialmente in momenti in cui si raccolgono tanti giovani assieme per lavorare assieme, si combatte la violenza sulla donna o la disparità di genere. Non è questo il contesto. Penso che le azioni che dobbiamo fare siano diverse, non abolire le manifestazioni. Allora ricordiamo tra l'altro, grazie Sindaco, che Fossò poi anche spesso di concerto col comune di Vigonovo, con il Sindaco Martello, avevano organizzato anche varie iniziative in tal senso. Ma perché si sta parlando di strumentalizzazione? Ce lo spiega proprio il vice sindaco Susanna Calore, nonché assessore all'organizzazione degli eventi e servizi sociali. Lei ha proprio delle dichiarazioni specifiche da fare in merito alle polemiche che si sono venute a creare. Allora, voglio sottolineare che proprio da parte degli organizzatori c'era la volontà di non strumentalizzare questa tragedia che ci ha colpito, e quindi quello che voglio dire però è anche che alla mattina del 28 con gli organizzatori ci siamo raccolti proprio in un momento di pensiero verso Giulia, e poi quando al pomeriggio c'è stato l'inizio della Miss, proprio l'organizzatore di Miss Riviera del Brenta ha ricordato alle ragazze di dove siamo e di quale rispetto bisogna avere verso questa tragedia appunto che ci ha toccato. Tra l'altro questo gruppo che organizza Miss Riviera tutto l'anno si occupa di attività contro la violenza sulle donne, quindi io mi sento proprio di respingere al mittente questa accusa, che è un'accusa meramente di stampo politico e di strumentalizzazione, e la rivolgo proprio a loro che hanno strumentalizzato questa vicenda, visto che i volantini erano già fuori da un mese, sapevano benissimo cosa veniva organizzato, hanno osteggiato questa festa anche con altri argomenti nei giorni precedenti, perciò non serviva che allo scoccare della fine della festa tirassero fuori dal cilindro magico questa osservazione. Penso che sarebbe stato opportuno, visto che ci sono sedi istituzionali dove sono sempre aperte al pubblico e addirittura come consiglieri, che avrebbero sicuramente potuto interagire con noi e gli avremmo spiegato le motivazioni. Tra l'altro, Vice Sindaco, voi vi siete sentiti anche con molti cittadini? Sì, assolutamente sì, perché si parla di bufera, in realtà la bufera la stanno subendo loro, perché noi con i cittadini parliamo costantemente, e io vi garantisco che in questa settimana non ho trovato una sola persona che mi abbia detto avete fatto male. Tra l'altro, come diceva anche il Sindaco, la manifestazione ha coinvolto circa 20.000 persone, la maggior parte persone giovani che non hanno mai posti dove potersi incontrare e aggregare. La festa è andata benissimo, c'è stato il drift, la zona del fuoristrada, la zona street food, c'è stata una grande allegria, quindi abbiamo celebrato la vita e la speranza. E mi permetto anche di dire a questo punto, anche se in maniera del tutto strumentale l'hanno tirata fuori loro, a questo punto la dedichiamo proprio alla nostra Giulia, questa bellissima giornata di festa, quindi ribalto proprio la questione. Grazie. Ecco, su queste parole io ringrazio il sindaco, il vice sindaco di Fossò, e restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Ilaria Marchiori e ai suoi ospiti. Vediamo il delitto di Margherita Ceschin, una ricompensa straordinaria per i killer della signora Ceschin. Era questa la promessa del mandante dell'omicidio, l'ex marito Enzo Lorenzon, che aveva promesso di consegnare 1 milione di euro e poi case e auto a Santo Domingo. Vediamo.
Un compenso da capogiro per i sicari che hanno ucciso Margherita Ceschin quella terribile sera del 23 giugno scorso nella sua abitazione a Conegliano, tramortita con un colpo alla testa e poi soffocata. Per i killer la promessa di €1 milione e diverse case a Santo Domingo. È quanto emerge dall'avviso di chiusura indagini della Procura di Treviso, che ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 dei 6 responsabili dell'orribile fatto di sangue. Il mandante del delitto, l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, 79 anni, di Ponte di Piave, ora in casa di riposo per motivi di salute, e i domenicani Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 39 anni, considerato uno degli autori materiali dell'omicidio, e Joan Maria Beltre Guzman, 42 anni, l'intermediario. Chiesta l'archiviazione per la compagna di Lorenzon, la domenicana Dilesi Guzman Lorenzo, che potrebbe essere chiamata come testimone dagli inquirenti durante il processo. Stralciate le posizioni di altri 3 indagati: José Luis Matteo Garcia, il secondo esecutore materiale del delitto, arrestato in Spagna lo scorso gennaio ed ora in carcere a Belluno, e Joel Luciano Lorenzo, fratello di Sergio Antonio, fuggito forse a Santo Domingo, che la sera del delitto ha fatto da palo, e la fidanzata di Joel, Candy Maria Rodriguez, indagata in concorso in omicidio a piede libero. Lei, ultimo nome entrato in questa inchiesta, sarebbe la persona che avrebbe prelevato José Luis Matteo Garcia alla stazione ferroviaria di Mestre 2 giorni prima del fatto, e che si sarebbe fatta carico di distribuire i piccoli anticipi di denaro, circa €900, ai 2 assassini. Prove solide, secondo la procura, che incastrerebbero gli indagati, fra queste le intercettazioni telefoniche avvenute dopo il delitto fra i domenicani e Lorenzon con frasi compromettenti, e poi il biglietto che uno dei killer ha consegnato al compagno di cella per darlo a Lorenzon. "Io ti sono fedele", c'era scritto, e poi la richiesta di pagargli la parcella dell'avvocato difensore, e poi quelle parole che suonano come una confessione: "Mio fratello ha fatto da palo". A scatenare l'odio di Enzo Lorenzone nei confronti dell'ex moglie il mantenimento che l'uomo doveva alla donna, €10.000 al mese. Ora si attende l'udienza del Tribunale del riesame. Raccapriccianti particolari nel servizio di Daniele Sizia, che si occupa della cronaca giudiziaria. Vediamo la prima pagina della Nuova Venezia, purtroppo una tragedia, è stata trovata morta a letto dalla mamma. Monica aveva 26 anni. Monica Fraulin di Caorle lavorava in un negozio di ortofrutta. Inutili tentativi di rianimare la ragazza, la famiglia aspetta il nulla osta per i funerali. E dopo il 1° maggio, in sole 24 ore, nonostante gli appelli alla sicurezza e tutto quello che è stato detto dai sindacati e dai lavoratori a Monfalcone, il giorno dopo, in 24 ore, 3 morti in Italia, quindi si allunga questa lista macabra delle morti sul lavoro, e intanto è stata aperta un'inchiesta sulla morte del 68enne di Fontanelle, Ivo Bellotto, che è morto sul lavoro. L'inchiesta è della Procura di Pordenone. Dal concertone del 1° maggio a Roma alla manifestazione unitaria dei sindacati a Monfalcone, la morte sul lavoro di Ivo Bellotto, il 68enne di Fontanelle, vittima di un tragico incidente a Fiume Veneto. È stata richiamata a più riprese durante la festa dei lavoratori per citare la grande piaga degli infortuni. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo sul caso, iscrivendo nel registro degli indagati il titolare dell'azienda per cui Bellotto lavorava attualmente, la BM Costruzioni di Fontanellette. L'obiettivo è quello di andare a fondo sull'incidente occorsogli nel cantiere esterno di un allevamento di animali da cortile in via Kennedy, in cui l'uomo sarebbe stato colpito e scaraventato a terra dal braccio della stessa gru che stava manovrando. In paese era molto conosciuto il dolore. In via Roma, a Lutrano, dove il 68enne abitava accanto al fratello Vittorino, è palpabile. Lascia la moglie e i 2 figli e una nipotina di appena 10 mesi. L'ex sindaco di Fontanelle, Ezio Dan, lo conosceva bene. Il suo lavoro era veramente attento a tutto quello che faceva, perché io l'ho visto lavorare, l'ho visto e non vedo questo momento particolare di dire ma la distrazione potrebbe essere questo, non so, gli inquirenti faranno le loro valutazioni. Io lo vedo un uomo maturo per l'età che aveva, ma soprattutto anche per tanta voglia che aveva ancora di
di continuare a lavorare e essere presente. A lungo trasportatore, poi alla guida di una cooperativa, infine il lavoro alla ditta di costruzioni. Uno che quando era stanco si fermava, riposava, uno che non ha mai esagerato nel proprio lavoro. Era impensabile, io quando ho ricevuto la notizia ero in macchina, ho dovuto anche fermarmi per dire: Ivo, no, non è questo, non è da capire cosa è successo, ma lui non ha mai esagerato perché sapeva le responsabilità che aveva, sapeva che era molto attento. L'ex sindaco Dan è della stessa classe di Bellotto. È un momento particolare che la classe 1955-56 lo ricordano con molto sgomento, perché queste cose qua non dovrebbero succedere. Purtroppo è successo, ma a chi è esperto e chi sapeva cosa che stava facendo. La generazione dei boomers, sono sempre di più le vittime tra coloro che hanno più di 60 anni e si dice dovrebbero andare in pensione e non continuare a lavorare in situazioni anche molto complicate, molto rischiose. Vediamo ancora la cronaca nera. In genere sono stranieri, immigrati coinvolti in tanti episodi di violenza, ma in questo caso una rapina a Sacile avvenuta ai danni di una donna, di una badante ucraina. I responsabili sono tutti trevigiani. Sono stati identificati 3 rapinatori che il 27 ottobre 2023 a Sacile hanno aggredito e picchiato una badante ucraina di 52 anni per portarle via la borsa. A finire nei guai un 35enne di Gaiarina agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla guida dell'auto, un 53enne di Fara di Soligo con precedenti di polizia per reati simili, considerato l'autore materiale della tentata rapina e delle lesioni, arrestato e portato nel carcere di Treviso, ed infine un 50enne di Vittorio Veneto che sedeva sui sedili posteriori della vettura, deferito in stato di libertà. I carabinieri dell'aliquota operativa di Sacile sono arrivati a loro grazie alle testimonianze di persone che hanno assistito all'episodio e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso l'auto, una Seat Ibiza blu, con la quale la banda ha raggiunto Sacile. I malviventi a bordo della macchina quel giorno hanno girato a lungo alla ricerca delle vittime. La prima donna ad essere addocchiata è stata una giovane in sella alla bici che, per sua fortuna, ha svoltato in viale Lacchin nelle vicinanze del comando dei carabinieri. La banda ha quindi desistito ed ha proseguito. Arrivata nei pressi del sottopasso ferroviario, ha notato la badante 52enne che camminava tenendo la bici a mano. Uno dei malviventi è sceso dalla macchina con un cappellino in testa per non essere identificato e ha colto di sorpresa la donna. Dopo averla colpita 2 volte al volto facendole cadere gli occhiali, ha tentato di portarle via la borsa, ma lei ha resistito. Il rapinatore è quindi risalito in auto fuggendo. Tutti e 3 ora sono indagati per concorso in tentata rapina e concorso in lesioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto con travisamento. E un 40enne italiano ha maltrattato e picchiato il padre, un 40enne già noto alle forze dell'ordine, che poi è stato arrestato dai carabinieri a Saunara per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'uomo aveva fatto rientrare in casa i genitori e poi aveva aggredito il padre con calci e pugni, provocandogli numerose contusioni, mentre la madre ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno arrestato il responsabile di questa violenza che si trova rinchiuso nella casa circondariale di Padova. Vediamo ancora dalla Nuova Venezia: insulti social all'arbitra, 10 giornate di stop al baby calciatore. 15enne del Vazzola scrive messaggi sessisti sul profilo Instagram della direttrice di gioco, stangato dal giudice sportivo, le scuse della società ci dissociamo. Adesso andiamo invece a Mestre per atti di vandalismo in una zona di Mestre dove è andata ieri Ilaria Marchiori. 2 atti
Atti vandalici in 2 giorni, ad essere presa di mira Villa Ceresa, e ci troviamo ancora una volta a pochi passi da Via della Giustizia. Il primo nella notte tra domenica e lunedì, quando i vandali armati di bombolette spray hanno imbrattato le pareti. Il secondo la notte seguente, per portare via alcuni estintori usati poi come arieti per infrangere 2 pensiline delle fermate a CTV lungo Via Miranese, la serranda di un negozio e diversi contenitori per la spazzatura. Immediato l'intervento della polizia locale per chiudere l'accesso in attesa di trovare una soluzione definitiva per la villa, un tempo sede di eventi e dell'assessorato alla mobilità, ma ora lasciata all'abbandono. Questo parco di Villa Ceresa è un parco meraviglioso, curato nei minimi particolari, e dirò di più, di recente sono stati sostituiti tutti i punti luce, circa sono 24, che hanno migliorato la visibilità, e quindi l'aspetto di sera sulla deterrenza viene meno. È certo che questa situazione va, controllata minuziosamente. La polizia locale sta facendo un lavoro importantissimo, quindi l'asse di Via Giustizia è controllato sistematicamente. La villa è entrata nel 2018 nel piano di vendita di IVE, la società immobiliare del comune, ma ad oggi ancora non è arrivata una proposta considerata valida. Il presidente della municipalità di Mestre, Pasqualetto, aveva pensato a una mensa per i poveri, ma Tagliapietra commenta: la villa è tutelata dalla soprintendenza, quindi l'organo che sovrasta ovviamente questo edificio e che deve avere il controllo da parte di una potenziale vendita è sicuramente la soprintendenza. Quindi noi ci sono delle valutazioni, c'è un momento di dialogo, stiamo a vedere. Io ricordo molto bene quando qui a Villa Ceresa c'era la festa dei fiori, quindi riportare per questa comunità un momento importante, ma non solo questo momento importante, anche altri momenti per farla rivivere. E sull'Arena di Verona una notizia da Cologna Veneta: tolte le panchine al Parco del Fiume. Il sindaco erano un luogo di bivacchi, infatti vedete anche qui degrado, barattoli abbandonati, sporcizia, e questo succede in tanti comuni in cui i giardini pubblici diventano aree in cui si trovano degli sbandati e dei vagabondi. C'è stato un raid dei ladri, tanto per cambiare, a Quinto di Treviso, tra via Marconi e via Mattei. Un imprenditore ha inseguito i malviventi. I ladri nella notte tra lunedì e martedì hanno preso di mira le aziende fra via Mattei e via Marconi nella zona industriale di Quinto, ma più che bottini cospicui, ad essere ingenti sono stati i danni provocati dai malviventi: cancelli divelti, porte scassinate. In una ditta hanno fatto irruzione raggiungendo gli uffici. Qui sono riusciti ad impossessarsi di 2 cellulari ed una somma di circa 200 euro. Poi hanno continuato il raid sperando di poter portare via altri valori, ma gli è andata male. In un'azienda è scattato l'allarme, costringendoli alla fuga. In un altro caso i malviventi hanno dovuto fare i conti con l'arrivo del titolare, che li ha messi in fuga inseguendoli per un piccolo tratto. In entrambi i casi avevano già forzato gli ingressi delle strutture. I ladri poi si sono dileguati facendo perdere le tracce. Su questi colpi compiuti e tentati ora stanno indagando i carabinieri, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un'area, fra l'altro, come ci hanno spiegato alcuni imprenditori, controllata da diversi occhi elettronici. Non solo, ma la maggior parte delle aziende sono dotate di impianti di allarme. Servizio di Daniele Sizzia, una notizia pubblicata dal Gazzettino: la barista che è morta di tumore a 43 anni, in lutto la città per Federica Guarise, socia del bar Appiani. Il funerale credo che si debba svolgere domani. L'ultimo saluto invece ad Elena Agostoni, l'impiegata comunale, morta tragicamente dopo essere precipitata per diversi metri nel bosco delle Penemozze domenica scorsa. In chiesa oltre 300 persone si sono strette attorno a Chiara e a Fernanda, le figlie straziate dal dolore. È il
Pianto rotto di Chiara, una delle figlie, sorretta nell'avanzare dalla zia ad accompagnare Elena Agostoni nell'ultimo viaggio, l'ingresso della bara bianca ricoperta di fiori coloratissimi nella chiesa di Cusignana di Giovera del Montello. È mancata all'affetto dei suoi cari improvvisamente Elena, precipitata per oltre 50 metri mentre percorreva il sentiero San Gaetano nel bosco delle Penne Mozze, in mezzo a quella natura, ricorda Don Dionisio che tanto amava. E come diciamo noi, il destino l'ha rapita. Non ce l'ha fatta Elena, quella caduta le è stata fatale. A piangerla oggi sono a centinaia. Oltre alle amate figlie, Chiara e Fernanda, anche diverse comunità rappresentate dai loro sindaci. Riese, Loria, Volpago, Resana, Vedelago. Quest'ultimo comune in cui Elena da 2 anni aveva il ruolo di vice segretario generale e responsabile dell'anagrafe. Molti di voi conoscevano la dottoressa Agostoni, una donna professionale, riservata, puntuale e tanto dedita al suo lavoro. Ma per me Chiara era la mamma che ci faceva sempre il tè quando eravamo giù, la mamma che ci portava a vedere i mattoni al cinema Edra, a cui ci eravamo anche tanto appassionati. È Fernanda a trovare il coraggio di raccontare la mamma. Mi ricordo di quando ero piccola e la trovavo in cucina tarda notte a cucire i vestiti per il saggio di pattinaggio di me e Chiara. Una donna forte, felice, suonava il pianoforte, amava il giardino, la sua casa era il rifugio degli affetti. Un amore che supera i confini del cielo e della terra, quello di Elena per le figlie, racconta un'amica. Chiara Fernanda, la mamma faceva e avrebbe fatto di tutto per voi. Arriverà un momento, vi accorgerete che la mamma rimarrà viva attraverso di voi. Si rivolge alle figlie di Elena, la zia. Se volete trovare un po' della mamma, la potete trovare ciascuna di voi in vostra sorella. Ed è proprio Fernanda a dare l'ultimo saluto alla mamma con le parole di Fabrizio De André, cantautore che Elena tanto amava. Vorrei poter concludere con una frase di De André, che è sempre piaciuto tanto a mia mamma. E come tutte le più belle cose, vesti solo un giorno come le rose. E apriamo la pagina della politica, ovviamente grandi reazioni sulle candidature per le elezioni europee, in particolare nella Lega. Il capolista in Veneto, nel nord-est, collegio del nord-est, sarà Paolo Borchia, europarlamentare. C'è un articolo sulla Tribuna oggi: Salvini, Fontana, Lellas, ecco Borchia, il capolista della Lega alle europee. E così si mette fine alla polemica sulla candidatura del generale Roberto Vannacci, che sembrava dovesse essere capolista anche nel nord-est. Invece le cose sono andate diversamente. Il generale Vannacci è scivolato al 14° posto e ieri il presidente della regione Luca Zaia non ha esitato a dire che non avrebbe votato per Vannacci, ma per un Veneto. Sentiamo. A tutte le nazioni. Dalle parole sui disabili a quelle su Mussolini, la candidatura del generale Vannacci voluta da Salvini continua a spaccare la Lega, soprattutto in Veneto, che non ha mai digerito i candidati calati dall'alto, estranei alla storia della Liga, della quale non sembrano condividere alcun valore. Anche in via Bellerio devono aver annusato l'aria, visto che Vannacci nella circoscrizione nord-est non è capolista, ma in fondo ha i nomi in lizza per Bruxelles. Il presidente del Veneto Zaia prende le distanze. Posso dire che alcune dichiarazioni che sono state fatte non le condivido rispetto al tema delle classi separate per i disabili, piuttosto che il tema del Mussolini statista, ma mi fermo qui. E a chi gli chiede se lo voterà risponde così: io i miei candidati, fra l'altro mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia veneto, per cui io scelgo i veneti. Sulla stessa linea il sindaco di Treviso Conte, che a margine della presentazione del festival Robe d'Amati, elogiando l'attività della cooperativa Solco, da anni impegnata a sostenere persone con situazioni di disagio psichico, non tollera le parole del generale sui disabili, invitandolo a Treviso. Noi siamo per l'inclusione, siamo per l'aiuto, per il sostegno, per il non giudizio, e credo che questa sia la direzione giusta, indipendentemente poi dalle idee che ognuno di noi può avere. Io sto dalla parte dell'inclusione sempre, e Solco è una realtà fantastica che insegna molto, e magari se il generale Vannacci entrasse in contatto, basta conoscere questa realtà, forse cambierebbe idea. Ed è lotta senza esclusione di colpi tra i candidati sindaci a Bassano del Grappa, dove i principali rivali sono Nicola Finco da una parte e la sindaca uscente Elena Pavan dall'altra, e Roberto Marin spara ad alzo zero contro la prima cittadina. Vediamo.
Elena Pavan è la massima espressione della incoerenza, della divisività e soprattutto dell'elemento che non esiste più, il centrodestra a Bassano. Roberto Marin non usa giri di parole e colpisce forte e chiaro Elena Pavan, la sindaca uscente che da ex leghista adesso correrà contro il partito che l'ha sostenuta nell'ultima campagna elettorale. E qui Marin, candidato sindaco della lista civica Impegno per Bassano, affonda il colpo estendendolo a tutto il centrodestra e alle contraddizioni della scelta di ricandidare proprio Elena Pavan. Una contraddizione che continua proprio anche in questi giorni, e la massima espressione è la candidatura di Elena Pavan, pupilla della Lega fino all'altro giorno, massima espressione del partito, e ora viene candidata da un altro partito del centrodestra, Fratelli d'Italia, contro lo stesso partito a cui faceva parte. È veramente una situazione imbarazzante. Mi permetto di dire che è la massima espressione, Elena Pavan è la massima espressione della incoerenza, della divisività e soprattutto dell'elemento che non esiste più, il centrodestra a Bassano. E in clima elettorale Marin pone l'accento sull'utilità del voto alla lista civica. È l'unica possibilità di dare un voto utile per gli interessi della città e dei bassanesi. Ma soprattutto lancia un monito, cioè quello di non farsi distrarre dal racconto che i sostenitori della sindaca uscente fanno rispetto a questi 5 anni di amministrazione Pavan, facendo sembrare oro, dice Marin, quello che in realtà oro non è. Invito gli ascoltatori ad aprire gli occhi rispetto alla situazione che sta emergendo. La situazione è che dobbiamo distinguere tra la manutenzione ordinaria della città, le rotonde, i tombini e i lampioni, rispetto alla strategia e rispetto al disegno che si vuole dare alla città nel futuro. Dobbiamo distinguere tra la manutenzione della città e la progettualità e la lungimiranza verso il futuro della città di Bassano e Grappa. Tony Esposito e Andrea Basso in regia per questa edizione di Focus TG. Restiamo a Bassano per i problemi molto rilevanti della sanità del Veneto e per le liste d'attesa. Si è detto in un convegno organizzato da Chiara Luisetto e da Barbara Guidolin, due esponenti della politica del centro-sinistra, non si fa abbastanza e il problema resta. Sentiamo. Una sala gremita per un incontro su temi profondamente sentiti dalla comunità: sanità, riorganizzazione del sistema sanitario, criticità e privatizzazione dei servizi. Il candidato sindaco Roberto Campagnolo ha promosso un incontro a cui hanno partecipato, oltre a moltissimi bassanesi, anche la senatrice Barbara Guidolin e la consigliera regionale Chiara Luisetto. Sotto accusa critica la situazione della sanità locale e la gestione della Regione Veneto. La Regione si sta dotando di un nuovo piano per abbattere le liste d'attesa senza però metterci un euro, mentre i vicini di casa, l'Emilia Romagna, mette 30 milioni di euro per 1 milione di prestazioni in più nel 2024 e quindi per smaltire le attese lunghe createsi negli anni. Noi investiamo in che cosa? In un nuovo progetto senza però mettere un euro. Anche lo stesso galleggiamento, il chiamare il CUP e non ricevere risposta e attendere di venire richiamati, ma nello stesso tempo non pesare sulle statistiche di eccellenza della Regione, anche questo non viene cancellato dal nuovo piano, viene semplicemente cambiato il nome, diventa un pre-appuntamento. Ma l'affondo della consigliera Luisetto si estende anche ai problemi in cui incapperanno i comuni del territorio in ambito sociale e socio-assistenziale. Anche in questo caso, alla Regione Veneto viene chiesto un intervento risolutivo e concreto. I comuni saranno chiamati ad una grande sfida, ad affrontare cioè i servizi sociali in maniera totalmente nuova e coordinata, organizzandosi con una nuova forma giuridica tutti assieme per rispondere alle fragilità delle famiglie, al tema della disabilità e dunque del dopo di noi, alle questioni relative agli anziani e a chi cerca casa o lavoro. Lo dovranno fare in maniera totalmente nuova. Questo nuovo sistema, i cosiddetti ambiti territoriali sociali che la Regione ha approvato, non è però sostenuto da adeguate risorse. Servizio di Alex Giuliano, adesso andiamo in pubblicità 2 minuti, poi torneremo sui preparativi degli alpini per la grande
adunata a Vicenza del 10 e del 12 maggio. State con noi. L'arrivo degli alpini a Vicenza per il 10 e il 12 maggio, la grande adunata nazionale, quadruplicherà l'arrivo degli alpini, la popolazione vicentina, per cui sono state prese misure importanti anche sul fronte sanitario con una vera e propria task force. Vediamo. Una vera e propria task force, quella attivata dall'Ulsotto in vista dell'adunata, che porterà a Vicenza 4 volte tanto la popolazione che normalmente risiede in città. Un gran dispiegamento di forze che saranno coordinate tra loro. Qui siamo nella stanza che diventerà il coordinamento medico di quella che sarà l'attività del 118. Nella stanza a fianco la centrale operativa, pronta a gestire tutte le ambulanze che ruoteranno in funzione delle esigenze della popolazione. Oltre a questo noi avremo dislocati dei posti medici avanzati, diciamo sono delle strutture che servono più che altro alla popolazione per visite, per problemi, per poter avere una ricetta medica, una visita, controllo della pressione, e anche per situazioni di emergenza in cui dovesse capitare qualcosa. Sono forniti di tutte le attrezzature per poter gestire anche situazioni molto gravi. Su queste poi ruotano le ambulanze che andranno a prelevare i pazienti per portarli poi verso l'ospedale. Avremo un ospedale da campo che ha può gestire anche pazienti di livello superiore, che è gestito dall'Associazione Nazionale Alpini Squadra Sanitaria, Sanità Alpina, e poi ovviamente su tutto questo avremo delle squadre a piedi che ruoteranno per la città di Vicenza e che saranno sempre gestite dal 118. Dove compaiono le bandierine rosse saranno dislocate le squadre a piedi, ognuna delle quali sarà dotata di questa bandiera proprio per permettere la riconoscibilità da parte degli utenti. Ma non solo, tutti i posti medici avanzati, ad eccezione di quello di domenica in via Torino, saranno dotati di zone atterraggio per l'elisoccorso, un piano di mobilitazione che individua 2 macro aree, quella appunto territoriale e quella intraospedaliera. Per quanto concerne invece il potenziamento all'interno delle strutture, abbiamo potenziato soprattutto le reti tempo-dipendenti, quindi cardiologia, neuroradiologia interventistica, ma anche psichiatria, psicologia, perché spesso in queste situazioni si creano anche degli scompensi, soprattutto in alcuni giovani, o alterazioni che possono richiedere anche il loro supporto, e sono state potenziate logicamente i pronto soccorsi, terapie intensive, pronti a recepire un aumentato. Questo è supportato anche dalle aree SPOC, anche Arzignano e le altre aree supportano il centrale come azienda unica, quindi tutto il gruppo supporterà dal punto di vista sanitario questa azione. E sarà potenziato ovviamente anche il piano dei trasporti con più corse ed orari anche più elastici. Vediamo. Adunata nazionale delle penne nere. A Vicenza scatta il conto alla rovescia. Nei 3 giorni del grande evento, dal 10 al 12 maggio, avverrà una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico con l'intensificazione della frequenza delle corse urbane ed extraurbane di SVT. Più che uno stress test, una volontà di essere al servizio ancora una volta degli utenti, che in questo caso avranno tutto il cappello alpino, saranno felici di venire alla nostra grande adunata qui a Vicenza. Cambierà anche la conformazione della rete di accesso alla città, con le linee che collegheranno il centro storico con i parcheggi esterni. Il Fogazzaro, il Canove e il Park di Fratelli Bandiera saranno riservati ai residenti della zona rossa, così come il Park Stadio di Via Bassano, dove gli abbonati potranno accedere al Cricoli. In zona gialla il Verdi, il Cattaneo, il Park del Teatro Comunale di Battaglione Framarin saranno accessibili venerdì e sabato, ma non domenica 12 maggio, quando resteranno accessibili invece i parcheggi di Borgo Berga e di Parco della Pace, servito dalla navetta 90, della Fiera con la navetta 120 e di Via Zamenhof con la navetta 190 che arriverà in piazza 20 settembre. Accessibili anche il Cricoli, servito dalla navetta 300, il parcheggio di Villaggio del Sole con la navetta 700 e quelli del casello di Vicenza Est e di Vicenza Ovest. Sono previste corse a seconda della zona e della giornata ogni 10, ogni 15,
o al massimo ogni 20 minuti. Insomma, un'occasione per i vicentini di usare più intensamente i mezzi pubblici. Con un biglietto Passepartout da 10 euro sarà poi possibile l'accesso a tutte le corse per tutti e 3 i giorni. Tutti i mezzi a disposizione verranno convogliati al servizio degli alpini. Questa è stata la scelta strategica per offrire il servizio migliore. Quindi nella 3 giorni tutti i mezzi e tutti gli autisti a disposizione saranno convogliati, salvo il servizio ordinario, nella dunata, e quindi possiamo in qualche modo dire che daremo il massimo per gli alpini e saremo certi che sarà un grande successo di Vicenza. In vista della dunata, il sindaco di Carmignano di Brenta ha invitato i suoi cittadini ad esporre il tricolore. Il 10, 11 e 12 maggio la città di Vicenza ospiterà la 95esima dunata degli alpini e per celebrare le penne nere e il senso di appartenenza che rappresentano per tutto il popolo italiano, l'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta, nell'Alta Padovana, ha rivolto un appello a tutti i cittadini di appendere fuori dalle case un tricolore. Il gruppo alpini del comune di Carmignano di Brenta fa parte della sezione Vicenza Montepasubio, ente organizzatore ed ospitante della prossima dunata. Il sindaco Eric Pasqualon invita chi non ha una bandiera italiana in casa a ritirarla gratuitamente all'ufficio protocollo del comune di Carmignano di Brenta. Adesso parliamo di quanto il Veneto può fare proprio per i malati, in particolare per i bambini. Ringrazio molto e saluto il professor Giovanni Stellin, che è stato direttore della cardiologia pediatrica dell'Università di Padova. Buongiorno a tutti, buongiorno. Professore, grazie molte per essere qui. Allora, parliamo di bambini in Africa, di quello che il Veneto per questi bambini può fare grazie a voi, a un'associazione che ha già fatto un grandissimo lavoro. Allora, è un programma ormai ventennale che noi portiamo avanti per operare i bambini che nascono in Eritrea in particolare, ma anche in Etiopia, con malformazioni del cuore. È chiaro che le malformazioni sono simili in tutti i paesi, in tutte le razze, etnie, eccetera, eccetera. È ovvio che i nostri bambini italiani sono fortunati, perché se nascono con una patologia congenita del cuore possono essere trattati e diventare delle persone normali. Mentre in altre popolazioni con limitate risorse, come ad esempio l'Eritrea, che è stata peraltro una colonia italiana per 60 anni e sono molto legati a noi italiani, e i bambini, se non hanno il nostro aiuto, non ce la fanno. Detto questo, ho iniziato 20 anni fa un programma, già da 20 anni, interrotto solo per 3 anni per il Covid e ripreso recentemente. Questo programma è adesso portato avanti dalla nostra associazione che si chiama MedAction Bambini con Elias, la quale si organizza per non solo questo programma ma per altri programmi, anche di ricevere eventualmente a Padova determinate patologie che non possono essere trattate lì, e commissioni annuali o biannuali che ci permettono di poter trattare una serie innumerevole di bambini. Noi in 6-7 giorni operiamo anche 15-20 bambini, i quali vengono, tanto per dirvi, un centro comune in Italia, vengono operati in un mese. Noi riusciamo a concentrare tutte le forze e nello stesso tempo avere dei risultati che sono eccezionali, che sono paragonabili a quelli dei migliori centri europei. Credo che in questo momento storico importante l'Europa deve veramente fare qualcosa per aiutare il nostro continente vicino, geograficamente vicino, che è l'Africa, e soprattutto c'è bisogno di sopportare questo programma che va avanti da 20 anni e noi ovviamente abbiamo bisogno degli aiuti ovviamente per portare avanti queste missioni da tutto il Veneto, ma soprattutto da Treviso, perché io sono trevigiano di origine ed ho avuto veramente un grosso supporto e continuo ad avere un grosso supporto da tutti i miei amici e chi mi conosce a Treviso da tanti anni. Dirò poi un aneddoto più avanti per quanto riguarda questa simbiosi tra Treviso e Padova. Io da trevigiano sono
Ho lavorato col professor Gallucci per molti anni e si è fatto il primo trapianto di cuore. Dopodiché con lo stesso entusiasmo ho iniziato questo programma che, come dicevo, va avanti da 20 anni e con dei grandissimi risultati. Abbiamo grossissime soddisfazioni, abbiamo il personale che viene con noi entusiasma, che mi spinge a continuare, eccetera, eccetera. Non solo, ma devo dire che facciamo sicuramente un gran bene ai bambini, ma quello che vogliamo fare è creare un programma che alla fine possa essere totalmente indipendente. Noi infatti non andiamo solo lì a operare, ma andiamo lì a fare una missione che si chiama educational, cioè andiamo lì, educhiamo il personale, lo facciamo formare, eccetera, eccetera. Questi sono quasi indipendenti, quindi io credo che e spero che nel giro di qualche anno riusciamo veramente ad andare lì solo come supervisori e lasciare che loro possano finalmente dare ai loro bimbi, della loro popolazione, quello che ne hanno bisogno per poter sopravvivere. La cardiologia di Padova, che è davvero un'eccellenza, che fa scuola, fa formazione in un paese che ha tantissimi problemi e dove sono soprattutto i bambini. Quindi ci sono medici che vanno lì in strutture locali. Allora c'è una struttura che è stata trasformata. Questa missione è una missione, faccio parte di una missione europea, cioè non è solo Padova che va lì a operare, sono altri centri, 3 centri europei. Noi ci ruotiamo ovviamente per dare un servizio che sia continuativo nel tempo. Allora è stata ristrutturata questo vecchio ospedale, si chiamava Regina Elena, si pensi lei, è stato rivisto, è stato sicuramente sistemato molto negli anni e lì lavoriamo ovviamente con poche risorse, ma si lavora molto bene e con dei risultati che sono veramente encomiabili, quindi questo ci dà veramente uno sforzo per poter continuare. Non dimentichiamoci che molti di queste persone eritree parlano italiano, sono così emotivamente legati ancora agli italiani che sono stati lì da coloni per 60 anni, sì, però gli hanno voluto bene, hanno creato un paese bellissimo. Asmara è una città stupenda che è rimasta così com'era, costruita all'inizio dello scorso secolo, che io veramente auspico a tutti di poterla visitare, e nello stesso tempo c'è una simbiosi tra il nostro team di circa 15-20 persone che a ogni missione si reca ad Asmara con il team locale, cioè si lavora in simbiosi come viene visto qui nelle diapositive. Vedete, io sono lì, sto preparando il malato per la sala operatoria, c'è la strumentista, c'è ovviamente il personale, eccetera, eccetera. Molti interventi sono già stati fatti con la nostra supervisione da alcuni giovani medici chirurghi dell'Università dell'Eritrea ad Asmara, e sono bravissimi, quindi sono entusiasta, voglio continuare, ho bisogno dell'aiuto, soprattutto dei miei amici e compagni trevisani e di tutto il Veneto. Ecco, giustamente la regia ha fatto vedere, magari con Tony Esposito e Andrea Basso rifacciamo vedere 5 per 1000 e poi anche un IBAN per chi voglia dare un aiuto concreto all'associazione, a questa straordinaria equipe di medici che hanno fatto e stanno facendo grandi cose in paesi lontani. Ovvio che per noi il 5 per 1000 sia importantissimo, è sicuramente il supporto più grosso che abbiamo, e nello stesso tempo non obbliga nessuno a dover tirare fuori dei denari per darci una mano. È un qualcosa che si fa, la dichiarazione delle tasse, basta dare il codice fiscale e questi soldi vengono nella nostra associazione dedicati esclusivamente alla cura dei bambini, sia i bambini in Eritrea per essere operati, sia qualche bambino che non riesce a essere operato in Eritrea e dovesse venire a Padova per intervento cardiochirurgico. Per noi è importantissimo che ci sia questa generosità da parte dei trevisani, che sono sempre dimostrati generosi nei miei confronti, e lo dimostrerò tra poco quando mi chiederà di questo famoso aneddoto che ne parlai. Senz'altro, professore. Intanto MedAction con Elias. Allora, ecco, abbiamo giunto con Elias. Elias è il figlio di Alen Demos, un eritreo che vive in Italia da 50 anni, il cui figlio fu da me operato a Padova per una malformazione del cuore. Dopodiché sviluppò una malattia del muscolo
si fece il trapianto cardiaco con successo. 3 anni dopo il bambino morì improvvisamente, purtroppo. E per il padre ovviamente è stata una disperazione, quindi lui mette tutto il suo la volontà, determinazione in questo programma, ed è soprattutto per lui che noi continuiamo ad andare in Eritrea a operare i bambini. Lui ovviamente lavora qui a Padova, a Treviso, per organizzare le missioni, e nello stesso tempo viene con noi ad Asmara, dove ovviamente lui è un cittadino asmarino e pertanto parla la loro lingua e ci aiuta veramente tantissimo nelle nostre missioni. Professore, l'aneddoto a questo punto? L'aneddoto è bellissimo perché era, come tutti sappiamo, nel 1900 l'11 novembre del 95 si fece a Padova il primo trapianto di cuore in Italia. Io ero giovane medico, aiutai il professor Gallucci, si venne qui a Treviso a spiantare il cuore, eccetera, eccetera. Non tutti sanno che 2 anni dopo facemmo il primo trapianto pediatrico, una bambina di 12 anni che adesso ha 49 anni, è viva e sta benissimo. Mai avrei immaginato che dopo tanti anni potesse essere ancora così ottime condizioni generali. Ma un anno dopo si fece il primo trapianto di cuore, un neonato, un bambino con un grosso tumore cardiaco che è incompatibile con la vita, era tenuto in farmaci in infusione. Il trapianto andò benissimo e fu un grande successo. 3 mesi dopo si presentò un altro bambino di 3 mesi con una patologia del cuore molto importante, non riusciva a crescere, aveva bisogno di un trapianto. Arriva la segnalazione, perché eravamo in un circuito ovviamente europeo, arriva una segnalazione a Graz che c'è un cuore compatibile con questo bimbo. Ci prepariamo, purtroppo non c'è il trasporto. Siamo disperati e il trasporto era militare e anche regionale, non era possibile, e io ho pensato ai miei amici trevigiani. Ho chiamato un mio carissimo amico che si chiama Piero Sartorelli, ingegnere Piero Sartorelli, che tra l'altro è un costruttore qui a Treviso, e sapevo che lavorava con De Longhi, e gli chiesi: ma prova a chiedere a De Longhi se ci dà l'aereo. Dopo 10 minuti è arrivata la telefonata di De Longhi, l'aereo è arrivato a Venezia, siamo montati a Venezia, siamo andati a Graz, abbiamo spiantato il cuore, ci hanno riportato addirittura al piccolo aeroporto di Padova, con ambulanza siamo andati in ospedale, abbiamo impiantato il cuore, è andato tutto nel migliore dei modi. Quindi grazie ancora al mio grande amico Piero Sartorelli e a tutta la città di Treviso, a cui sono emotivamente ovviamente legato. Non stento a crederlo, professore, grazie per ora. Adesso andiamo in pubblicità con i nostri tecnici i nostri registi per un paio di minuti e poi torniamo, magari parliamo anche 2 parole sulla sanità del Veneto, che in questo momento è sotto attacco da molte parti, e non soltanto la sanità in Veneto, ma la sanità pubblica con grosse difficoltà. Pubblicità, grazie. Di nuovo in diretta con il professor Giovanni Stellin, già direttore della cardiologia pediatrica dell'Università di Padova. Abbiamo parlato di quanto l'associazione presieduta dal professor Stellin sta facendo in Etiopia, in Eritrea, per i bambini che hanno malformazioni cardiache. Professore, non possiamo non dire 2 parole, avere una sua autorevole opinione sulla sanità del Veneto, no? Sotto attacco da più parti, ci sono grossi problemi, mancanza di medici, di infermieri, ci sono le visite specialistiche che si sono accumulate, però insomma la sanità del Veneto rimane un'eccellenza in questo paese. La sanità del Veneto rimane un'eccellenza, è stata e lo è tuttora un'eccellenza. È chiaro che io, che ho vissuto per molti anni negli ospedali, i fondi sono stati tagliati in modo sconsiderato. Mentre una volta si chiedeva un qualcosa, un nuovo strumento, una nuova cosa, eccetera, veniva dato immediatamente, i fondi sono stati tagliati completamente, ma anche per il personale, non c'è più personale, non abbiamo più segretari che rispondono al telefono. Come facciamo a lavorare in questo modo? È tutto dovuto alla buona volontà delle persone che ci lavorano, perché siamo i sottopagati, i meno pagati in Europa. Io stesso ho lavorato per 12-14 ore
ore al giorno per 40 anni, essendo pagato solo per 7 ore, nessuno mi ha riconosciuto niente. Quindi si basa sulla volontà e sull'entusiasmo e sullo spirito caritatevole di noi veneti la sanità. Se tutti volessero restare alla legge sarebbe totalmente un disastro. Ovvio che con il Covid c'è stata una restrizione, si è capito ancora di più le emergenze che ci sono. Dobbiamo arruolare nuovi medici, ma dobbiamo anche pagarli meglio, dobbiamo riconoscere quello che fanno, perché è un lavoro difficilissimo. Io l'ho fatto e so cosa vuol dire, ovviamente, essere in mezzo tra i malati, tra la gente, parlare con il personale, eccetera, eccetera. È un lavoro molto difficile che credo debba essere retribuito in modo onorevole, perché noi medici abbiamo la nostra, ovviamente, onorabilità e da cui deve essere riconosciuta, e pertanto credo che molto si possa fare in un prossimo futuro per accogliere i medici che vogliono veramente lavorare nella nostra regione e sicuramente sulle basi che sono state strutturate da molti anni possono lavorare in modo ad altissimo livello in competizione con gli altri paesi sia europei che extraeuropei. Lei poi è noto internazionalmente perché insomma, ha presieduto tante associazioni di cardiochirurghi, di chirurghi. Sì, sia quella europea di cardiochirurgia pediatrica che quella mondiale di cardiochirurgia pediatrica per 8 anni. E quindi sono stato a contatto con tutto il mondo, ovviamente il programma per le cardiochirurgie congenite di Padova è conosciuto per fortuna in tutto il mondo, ma soprattutto mi sono fatto una forma mentis di come deve essere gestita la medicina in Italia e soprattutto nel Veneto. E devo dire che nel Veneto è ad altissimo livello, dobbiamo mantenerla però, dobbiamo dare adito alla meritocrazia e sicuramente pagare un pochino meglio questi poveri medici e infermieri bravissimi che lavorano nelle nostre istituzioni. Professore, lei è un trevigiano doc e quindi insomma, so che la segue molto attentamente il sindaco Mario Conte, il presidente Zaia, insomma si stanno... Sì, io colgo l'occasione di dare omaggio veramente al nostro sindaco Mario Conte. Lui peraltro è socio onorario della nostra associazione e veramente lo voglio ringraziare per il grande impegno che sta mettendo nel fare la nostra città di Treviso sempre più bella, sempre più attraente e invidiata da tantissimi italiani anche a livello internazionale. E poi un grande omaggio ovviamente al nostro presidente Luca Zaia, il quale ha fatto veramente tantissimo per il Veneto e spero possa continuare a farlo, non solo, ma l'impegno che ci sta mettendo, la determinazione per il nostro sogno dell'autonomia della Regione Veneto è importantissimo e spero che ce la faccia. Nello stesso tempo spero tanto che possa essere rieletto. Io credo che questi cavilli burocratici debbano essere eliminati. Noi veneti vogliamo Luca Zaia e credo che il parere e la volontà dei cittadini veneti debba essere sempre sovrana. Professore, la ringraziamo moltissimo, avremo anche altre occasioni per parlare dell'associazione, di quanto state facendo, del suo impegno personale che dura da tantissimi anni. Grazie professore, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti per averci seguito, stasera Focus alle 21:15, i nostri registi Andrea Basso e Tony Esposito, e quindi appuntamento a stasera, buona giornata.